si incrociano e abbracciano proprio sotto al municipio, preparandosi a 2 settimane che li vedranno confrontarsi spesso anche in pubblico. Monica Gambardella, candidato della Lega di un fronte, in questo caso molto compatto del centrodestra, se la vedrà al ballottaggio con Edoardo Gaffero, il prescelto del Partito Democratico, e da 2 liste civiche di centro-sinistra. Nei rispettivi quartieri generali i candidati hanno atteso con trepidazione uno spoglio non velocissimo, la cui ufficialità definitiva è giunta solo dopo le 23. Ma se la Gambardella si era messa presto il cuore in pace, con percentuali costanti attorno al 38% che impedivano una vittoria al primo turno, per Gaffero la tensione è stata a lungo alta ed è curioso come a sancire la quasi ufficialità del passaggio di turno sia stata proprio Silvia Menon, presentatasi in sala stampa dopo essersi già complimentata con i 2 vincitori fra i 7 competitor complessivi. Noi abbiamo fatto la nostra impresa come liste civiche, purtroppo probabilmente abbiamo pagato anche il tandem con le europee che ha portato a scegliere dei partiti anziché liste civiche. Ecco, comunque abbiamo fatto una grande impresa. Quasi 700 alla fine le preferenze, a dividere la Menon e il rappresentante del Partito Democratico. C'è stato un ottimo risultato da parte del Partito Democratico che ci ha aiutato molto e ovviamente sono molto contento perché c'è stata questa capacità di riuscire a risalire dopo un periodo molto complicato. Sono molto contento però anche per il risultato della mia lista civica e per il risultato del forum dei cittadini. Abbiamo veramente costruito una squadra di unità del centro-sinistra, cosa che qui in città non si vedeva da quasi un decennio, è una cosa che mi riempie veramente di soddisfazione. Un avversario vale l'altro o è una sfida questa che già vi preparavate ad attendere? Ma noi siamo sempre pronti alle sfide, nel senso che quando si vuole raggiungere lo scopo di governare la città si sa che bisogna interfacciarsi con gli altri. A seconda del competitor ci si regola di conseguenza, quindi va benissimo, siamo contenti. Comunque competitor importante, competitor preparato, di assoluto rispetto. A chi parlare e con chi cercare apparentamento? Adesso vediamo un attimo i risultati finali, aspettiamo i numeri a bocce ferme, vediamo un pochino come ragionare rispetto all'area di riferimento, presumo. Sarà necessario un confronto con tutte le persone che mi hanno accompagnato nell'ambito della coalizione e prenderemo una decisione per il bene della città, parleremo a tutti i cittadini, cercheremo di convincere la bontà del nostro progetto e sono convinto che faremo un bel lavoro. Grazie. Il voto per le comunali ha dato una risposta leggermente differente rispetto alle europee. E su questo che puntate anche per attingere a nuovi voti? Sì, è evidente che ci sono 2 scale di valori completamente diverse tra il voto per le europee e il voto per le amministrative, lo sapevamo. Eravamo convinti che avremmo fatto un ottimo risultato, è arrivato e quindi sono veramente molto contento. Sicurezza, qualità e lavoro sono stati i miei punti di riferimento per la campagna, su cui abbiamo incentrato il programma e le varie iniziative che abbiamo appunto sviluppato, su cui abbiamo ragionato, su cui ci siamo confrontati. Io li ho fatti tutti i confronti pubblici, non mi sono mai sottratta e né lo farò in ballottaggio.